Buonasera, edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Prosegue la giornata insieme a voi per aggiornarvi sulle novità relative all'emergenza coronavirus. Uno sguardo rapido ai dati resi noti dal governatore Zaia durante la consueta conferenza stampa delle 12:30 nella sede della Protezione Civile di Marghera. Sono 16.404 i soggetti in totale che sono risultati positivi al tampone, con un incremento di 277 casi rispetto a ieri mattina, e questo è il risultato dei tanti tamponi che si stanno eseguendo in Regione Veneto. 10.077 gli attualmente positivi, 1.154 le persone decedute complessivamente, 5.173 negativizzati. Scende anche il numero dei soggetti in isolamento, 11.059. Cala anche il dato per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali del Veneto, sono attualmente 1.230 con meno 43 pazienti ricoverati negli ospedali. Di questi 177 in terapia intensiva, e diminuisce ogni giorno il numero dei ricoveri e quindi il peso sulle terapie intensive. Aumenta invece purtroppo drammaticamente il numero dei morti, perché sono 972, con un incremento di 33 pazienti che purtroppo in 24 ore hanno perso la vita in Veneto. Dati che in qualche modo confortano, anche se il virus continua ad uccidere. Non bisogna abbassare la guardia, e questa è la raccomandazione continua che ogni giorno il Presidente Zaia fa ai cittadini. Intanto però si parla della ripartenza. Il Premier Conte proprio adesso sta tenendo un discorso, sta riferendo in Senato tanti punti che ha toccato e che affronteremo anche insieme all'assessore regionale al lavoro e all'istruzione Elena Donazzana, che abbiamo in collegamento via Skype. Buonasera Assessore, grazie per essere qui con noi. Buonasera a voi e grazie per questo invito e per le vostre dirette. Allora, innanzitutto Assessore, un chiarimento che trovo doveroso fare, perché proprio oggi abbiamo ricevuto una serie di telefonate da parte di telespettatori che chiedono chiarimenti in merito alla cassa integrazione, nel senso che, le dico esattamente, me lo sono scritta per non sbagliare, dicono che i commercialisti in questo momento non possono compilare il modulo SR41 necessario poi perché le banche diano questi soldi, questa cassa integrazione, perché per essere operativo questo modulo deve esserci un decreto della Regione, e dicono i commercialisti non c'è. Possiamo fare un po' di chiarezza da questo punto di vista, Assessore? Certamente, il modulo di cui si fa menzione, che è appunto l'SR41, è relativo alle anticipazioni che sarebbero richieste se non ci fosse la convenzione che la Regione del Veneto ha firmato con il sistema delle banche venete. Allora, ci sono due convenzioni per l'anticipazione: quella firmata tra ABI, sistema delle banche, e Regione del Veneto non prevede che ci sia la presentazione dell'SR41, ma solamente il numero di protocollo con cui l'azienda ha fatto richiesta di ammortizzatore sociale in deroga o di ammortizzatore sociale. Quindi mi viene segnalato questo problema, lei non sta registrando una cosa sbagliata, è che i sistemi soprattutto delle grandi banche hanno due convenzioni, una con il governo nazionale, una con la regione. La regione è quella, diciamo, con procedure più semplificate, ma i sistemi così organizzativi delle banche, che sono molto automatizzati, prevedono di andare sulla convenzione dello Stato, del governo, invece che quella della regione. Peraltro, mentre la convenzione della regione non prevede ulteriori garanzie, perché è la regione stessa che ha garantito fino a un tetto massimo, ma insomma questo è un dettaglio tecnico, la convenzione dello Stato prevede che ci sia anche una sorta di controgaranzia da parte del datore di lavoro. È evidente che anche nei tempi sono due convenzioni completamente diverse. Io sto sollecitando, lo faccio anche attraverso questo intervento con voi, che le banche utilizzino fino a che hanno esaurito la convenzione della Regione del Veneto, più semplice, più veloce e senza oneri aggiuntivi. Le aziende possono fare qualcosa per così sbloccare questo sistema, perché in effetti questi soldi diventano necessari, perché insomma servono poi ai lavoratori. Diventano fondamentali per sopravvivere, dottoressa Bozza, perché
È chiaro che stiamo parlando di lavoratori che sono sospesi magari da qualche settimana dal lavoro, quindi non percepiscono lo stipendio. Sappiano che possono indicare a noi, Regione, anche qual è l'istituto di credito che si sta, diciamo, comportando in un modo o nell'altro, perché io proprio al termine di questa settimana, tra giovedì e venerdì, interverrò con le banche per rendere conto, visto che siamo alle prime, di fatto alle prime 2 settimane di erogazione degli ammortizzatori sociali, voglio segnalare quali banche si stanno comportando nel modo corretto rispetto alla nostra convenzione e quali no. Magari si tratta appunto di automatismi come quelli delle grandi banche, ma vanno risolti perché noi dobbiamo le risposte ai nostri cittadini e ai nostri lavoratori. Grazie Assessore per questo chiarimento, così anche noi abbiamo insomma degli strumenti in più per rispondere ai telespettatori che ci chiamano e che ci chiameranno nei prossimi giorni. Grazie intanto per questo chiarimento e poi insomma eventualmente consigliamo di mandare una mail al suo ufficio, alla sua segreteria per segnalare laddove vi siano dei problemi e voi vi muoverete. Allora Sì, Assessore, oppure, guardi, sì, oppure sì, ha compreso il sindacato e le associazioni di categoria, perfetto. perché è con loro che abbiamo siglato gli accordi. Perfetto, benissimo. Un elemento in più. Allora, l'informativa del Premier Conte al Senato per la fase 2, Premier Conte che dice riavviamo il motore del Paese con un programma strutturato e parla di un programma nazionale, quindi sembra esclusa quella ripartenza a macchia di leopardo tra regione e regione. Dice stiamo elaborando un programma di progressive riaperture che sia omogeneo su base nazionale e che ci consenta di riaprire buona parte delle attività produttive e anche commerciali tenendo sotto controllo la curva. Vogliamo che che la soglia del contagio di riferimento vogliamo che sia commisurata alla recettività delle strutture ospedaliere delle aree di riferimento e ha anche annunciato che insomma già nei prossimi giorni, quindi prima di domenica, dovrebbe già dare un po' quelle che saranno le linee guida per questa fase 2 dopo il 4 maggio. Dalla Regione come state seguendo queste tappe che dovrebbero portare poi ad un allentamento delle misure, soprattutto dal punto di vista economico, perché poi la sofferenza in questo momento è proprio lì? Ma guardi, soprattutto una preoccupazione la nostra, perché abbiamo visto un governo essere un po' schizofrenico nella scelta, nella non capacità di programmare. Io e la Regione ovviamente abbiamo ben titolo per dire che noi abbiamo ben gestito l'emergenza sanitaria e che saremmo pronti per una ripartenza, ma questa ci ha impedita ovviamente dalla rigidità dell'approccio che ha il governo. In primis, guardi, su 2 temi. Il primo, i codici Ateco sono una limitazione che non ha una ragione d'essere, perché un codice Ateco non mi sa dire se un'azienda è in grado o meno di rispettare tutti i requisiti di sicurezza che pure nell'accordo del 14 marzo, un accordo che avevamo elaborato in Veneto ancora prima che venisse siglato a livello nazionale, già diceva distanze, dispositivi, igienizzazione, sanificazione, eventualmente turni. Quindi una regione, la nostra, che è in grado di dare queste risposte, mentre il governo cerca di tenere una taglia unica su una cosa che invece è molto differenziata come l'Italia, con tutte le sue peculiarità. Allora, il problema è che non c'è un superamento dei codici Ateco e si tende a mettere tutto insieme. La seconda, che il tema è quello della sicurezza e anche di come siamo in grado di gestire queste procedure. E ancora una volta il Veneto è in grado di farlo. L'altro ieri con la collega Lanzarin si è presentato un vademecum, le istruzioni per l'uso per poter ripartire in sicurezza. Quindi guardiamo con un po' di scetticismo. Mi lasci dire infine che io accolgo e rilancio il grido di dolore e di allarme del settore moda, che si aspettava di essere ricompreso in una possibilità di aprire subito, perché il 3 di maggio per il sistema della moda rischia di essere troppo tardi.
come sarà la ripartenza? Cioè, come ve la immaginate? Noi sappiamo già, insomma, il Presidente Zaia ce ne ha già parlato insomma, durante le conferenze stampa. Non sarà così con quella figura che usa proprio il Presidente on-off, cioè non sarà così semplice far ripartire il motore dell'economia del nord, che sappiamo il peso che ha a livello nazionale. Riaprire un'azienda che è stata ferma più di un mese non è così semplice, per quello che anche si ipotizzava una ripartenza magari più graduale, magari con naturalmente a ranghi ridotti, però magari prima della scadenza del 4 maggio, perché in modo pilota si vedesse quelle che sono le misure da prendere, come riaccendere la macchina in modo per poi trovarsi pronti dal 4 maggio. Sarebbe stato meglio così, secondo lei? Una ripartenza graduale come è stata la chiusura graduale? Io credo che le nostre aziende siano da almeno un paio di settimane già in ordine con tutto, anche con una modalità di organizzazione diversa da quella che avevano prima. Resta da sciogliere invece un altro nodo, quello dei trasporti e della mobilità delle persone, perché se è vero che nelle nostre piccole e medie aziende i lavoratori vanno in macchina con la propria auto e si può decidere di non farli entrare tutti nello stesso momento, magari per scaglioni, se si può vedere di non fare la mensa aziendale perché ci possono essere modalità diverse, o anche di distanziamento rispetto alla mensa aziendale, quindi rispettare i requisiti di sicurezza che ci verranno dettati da chi di competenza. Io non faccio questo di mestiere, io devo cercare di coniugare un modello produttivo che sia rispettoso ovviamente della salvaguardia di lavoratori e imprenditori. Però va ripensato anche completamente il modello produttivo, anche in termini di turni, di ore lavoro, di giornate, perché dobbiamo recuperare qualche cosa che è dietro di noi. Quindi io non sono tanto preoccupata dell'entrata, diciamo, della ripresa per tutte le aziende. Io sono convinta che le nostre aziende si siano già attrezzate da qualche settimana. Abbiamo alcuni problemi davanti a noi. Il primo è l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, mascherine, guanti, quello che serve per i turni che saranno, perché so che hanno fatto scorte di igienizzanti, so che hanno comprato quello che c'era sul mercato, ma noi dobbiamo pensare che per tanto tempo dovremo fare i conti con degli ausili alla produzione. Allora l'approvvigionamento deve essere ripensato come modello anche di riorganizzazione, anche in Veneto. Abbiamo bisogno di produrre qui cose che, se siamo sempre ostaggio di un mercato molto ampio ma molto, molto difficile, come l'approvvigionamento per esempio nei confronti dei paesi più lontani da noi, potrebbe essere un problema. La seconda questione è quella appunto della mobilità. Nelle piccole aziende andiamo con la nostra macchina, nelle grandi aziende e nei grandi territori urbani e urbanizzati si va con i mezzi pubblici, e questo è un altro aspetto che riguarderà ora il lavoro e domani gli studenti. E quindi proprio per questo si pensa proprio anche a delle entrate scaglionate nei luoghi di lavoro per evitare i sovraffollamenti nei mezzi pubblici. Questa è un po' l'idea che si sta facendo, quindi non ci saranno più, diceva ieri se non sbaglio il ministro Speranza, non ci saranno più gli orari di punta, dovremo dimenticarci quelle consuetudini a cui eravamo abituati, si dovrà proprio rivedere anche l'organizzazione della vita quotidiana necessariamente. Sì, questa pandemia ci ha obbligati a cambiare completamente tutte le nostre abitudini. Se pensiamo che non credo sia mai accaduto, forse nemmeno in tempo di guerra del tutto, di chiudere le persone in casa e di obbligarci a una autoregolamentazione molto rigida, chiusura delle scuole, chiusura delle attività produttive, quindi stiamo facendo i conti con qualche cosa che non esisteva prima. Però la nostra intelligenza e la nostra voglia di tornare a lavorare incalza anche il governo, che su questo invece rimanda le decisioni, alle volte dà decisioni che danno l'idea di non avere una grande lucidità e non si rende conto soprattutto che il requisito della sicurezza è una cosa, il requisito previsto da codice Ateco è un'altra, e che ci sono dei settori, l'automotive e la moda in primis,
che devono ripartire cambiando le nostre abitudini, vuol dire appunto turni diversi, vuol dire gestione degli spazi fisici, anche dei diritti e dei doveri dei lavoratori, delle imprese, della intera società. Si dovrà ripensare un modello industriale completamente, ma io credo che il Veneto abbia tutte le carte in regola per sperimentare questa, non solo fase 2, ma anche fase 3 e anche la 4. E più tardi avremo ospite anche il presidente di Confindustria Venezia, il presidente Marinese, perché c'è proprio uno studio di Confindustria Veneto che fotografa una situazione difficile, pesante dell'industria in Veneto e soprattutto un pessimismo generalizzato, Assessore, nel senso che si vede un futuro molto molto difficile e si chiedono alcuni interventi immediati come liquidità, credito e minore burocrazia, fondamentali in questa fase. Guardi, è drammatica la situazione perché stiamo parlando di un calo del fatturato che supera il 40%. Ora vi rendete conto che significa mettere in ginocchio non solo un sistema produttivo, ma collegato a un sistema pubblico che poggia, ricordiamoci sempre che tutto ciò che per noi è gratuità, scuola, sanità, benessere, uno stato sociale che abbiamo, è legato al fatto che il sistema privato produttivo paga le tasse, contribuisce in maniera consistente al benessere della nazione. Allora, quando noi vediamo questo rallentamento drammatico, quando rischiamo di essere tagliati fuori dalle catene del valore e della produzione nel mondo, dobbiamo pensare che quello è un presidio da difendere, parimenti all'esigenza sanitaria, c'è un'esigenza economica. Una non può escludere l'altra, né in un senso né nell'altro evidentemente, ma ci deve essere il giusto equilibrio, perché è chiaro che il rischio zero in sanità, lo dico a me stessa, non esiste. Esiste tutto ciò che può essere precauzione, organizzazione, salvaguardia delle fasce più deboli, ma come diceva l'altro giorno un imprenditore, non si può pensare che qualcuno domani non si ammalerà di qualsiasi cosa e non si può dire che sarà colpa dell'impresa, perché allora vuol dire che non abbiamo capito che viviamo in un mondo dove il ciclo della vita ha anche delle battute d'arresto e non volevamo, nessuno di noi avrebbe voluto trovarsi in una pandemia del genere, dobbiamo gestirla con equilibrio e dobbiamo gestirla con tanta razionalità. Assessore, in questi giorni il dibattito è intorno alla scuola, anzi molti dicono si parla troppo poco della scuola, si parla troppo poco dei ragazzi, lei ne ha sempre parlato in modo molto chiaro, esprimendo quello che è il suo punto di vista. E si pongono adesso dei problemi, la risposta non può darlo il suo assessorato, però insomma, quello che si legge adesso è ok, aprono gli uffici, aprono le fabbriche, aprono i negozi, i bambini dove stanno, manca la scuola, la didattica a distanza non è sufficiente a colmare quelle lacune che si sono create inevitabilmente. Insomma, i genitori e le famiglie aspettano delle risposte per i propri figli e sul fronte della scuola con questa incognita ancora di settembre, non si capisce bene che cosa succederà per questa ripresa dell'anno scolastico. Beh, ragione a formulare così la domanda perché in effetti si è parlato troppo poco di scuola. Eppure è l'argomento che riguarda ciascuno di noi, direttamente, indirettamente. Chiudere la scuola di fatto era chiusa dal 27 di febbraio, dopo il giorno delle ceneri. Era arrivata ovviamente la richiesta da parte del governo centrale e molto supportata da noi e dal presidente Zaia di mettere in salvaguardia il territorio e soprattutto i bimbi. Non si sapeva esattamente che cosa poteva accadere e quindi abbiamo voluto con forza intervenire immediatamente. Poi però la scuola è stata lasciata un pochino sola, dico dal Ministero in particolare, insegnanti bravissimi di tutti gli ordini e grado hanno ripensato la didattica, si sono attivati per poter non far perdere le occasioni ai propri studenti, hanno lavorato con difficoltà perché guardate che preparare una lezione online è tutt'altra cosa che preparare una lezione in presenza, come si dice, con il lavoro di un gruppo classe, con l'empatia,
con le domande e le risposte che sono decisamente diverse quando si fanno in una stanza con delle persone, altra cosa è seguire peraltro una rete che non dappertutto è così efficace, lo dico io che abito a Pove del Grappa, eppure attrezzandomi con il potenziamento del wifi, alle volte il sovraccarico non mi permette di avere un'ottima qualità. Immaginatevi fare scuola, quindi bravissimi gli insegnanti, bravi gli studenti, penso ai ragazzi adolescenti che hanno il fuoco addosso, che la loro vita, io la ricordo, voglio dire, con grande anche nostalgia, è libera per definizione, si fa sport, si sta insieme ai propri amici, si festeggiano i compleanni, che invece si sono molto concentrati per studiare. Bravissime le insegnanti delle scuole primarie, perché lì non puoi tenere un bambino davanti a un video o un monitor tante ore, vuol dire che i genitori hanno avuto una funzione quasi da tutor, da accompagnamento, però si riprende a lavorare e nessuno del Ministero ad oggi, cioè al 21 di aprile, ha pensato a delle modalità diverse. Anzi, all'inizio di aprile, quindi aprile, maggio, giugno, il ministro aveva già detto l'anno è finito, dando peraltro un messaggio brutto a insegnanti e studenti che devono impegnarsi. Allora noi mercoledì, cioè domani pomeriggio, avremo un incontro con tutti gli assessori come me, che come me hanno le deleghe all'istruzione e alla formazione, perché vogliamo porre delle questioni su che alternative ci dà il ministro, perché noi ne abbiamo qualche idea. Oggi il presidente Zaia ha scritto al presidente Conte una lettera solo incentrata sulla scuola, dicendo: ci dite, avete evidenza che non si possa tornare? Ditecelo. Avete evidenza che si possa tornare con qualche modalità diverse? Vi possiamo aiutare? Spazi, distanze, turni, mattina, pomeriggio, giorni alterni, ma rinunciare alla presenza del gruppo classe, ancorché magari dimezzato, deve essere un tema che si deve affrontare. Ecco, il presidente Zaia oggi ha scritto una lettera che va in questo senso. Queste sono le proposte che presenterà anche domani, Assessore, insieme agli altri suoi colleghi? Sì, decisamente. Avremmo già chiesto un nuovo incontro al ministro Azzolina, che da febbraio, insomma dall'inizio della pandemia, ci ha visto una volta sola e in una riunione che si è anche troncata male. Noi avremmo già chiesto un altro incontro confronto. Quando sarà questo incontro? Così poi torneremo a disturbarlo, Assessore, per sapere com'è andato quello con gli altri suoi colleghi delle altre regioni. Allora, in premessa non disturbate mai, e grazie invece perché così date modo ai cittadini che sono a casa di avere un'informazione anche molto certificata e puntuale. Noi domani pomeriggio abbiamo riunione della 9ª commissione della conferenza Stato-Regioni, ovvero tutti gli assessori all'istruzione e formazione. Elaboreremo delle proposte, faremo delle considerazioni sull'anno scolastico, ripartenza, fine anno, esami, anche esami di terza media, non solo esami di quinta superiore, per cui oggi ci è stato detto da una notizia di stampa che sarà una commissione interna, punto, cioè niente altro. Quindi noi domani ragioneremo di questo, vi darò conto anche domani sera o giovedì, e poi abbiamo già chiesto un nuovo incontro al Ministro. Anche perché poi c'è l'estate davanti e a quanto pare centri estivi e tutte quelle attività che venivano realizzate sarà un po' difficile metterle in pratica proprio per le misure che sono necessarie attuare, quindi le preoccupazioni delle famiglie si prolungano per molti mesi. E quindi... Sì, sono preoccupazioni con cui dobbiamo fare i conti, non si può pensare che sia un dettaglio quello di lavorare per la mamma e il papà e di gestire i minori, soprattutto i più piccolini, che ovviamente hanno bisogno di essere accuditi e non solo accompagnati in un percorso di didattica e di educazione. Grazie davvero all'assessore Elena Donazzan, torneremo allora a sentirci nei prossimi, già domani o giovedì, per gli aggiornamenti su questo incontro con gli altri assessori delle regioni per capire che cosa accadrà alla scuola italiana. Grazie assessore Elena Donazzan, buon lavoro. Grazie a voi. E a risentirci, arrivederci, grazie ancora.
Insomma, abbiamo fatto un po' un quadro della situazione per quanto riguarda le ripartenze dal punto di vista dell'economia, dal punto di vista della scuola, dove sono ancora tanti i punti di domanda. Intanto l'Associazione Veneziana Albergatori ha elaborato un protocollo per la sicurezza sanitaria nelle proprie strutture proprio in vista della ripartenza dopo l'emergenza. Tutto è stato studiato nel dettaglio, dall'igiene nelle camere alle distanze di sicurezza nelle sale colazioni. Gli alberghi veneziani sono pronti a ripartire, ma nulla sarà come prima. Perciò l'Associazione Veneziana Albergatori ha pronto un protocollo di buone pratiche cui attenersi per evitare il contagio. Una serie di misure studiate nel dettaglio a beneficio sia degli ospiti che di tutto il personale. Per la metà di giugno riapriranno nella gran parte, qualcheduno forse si arrischierà anche dai fine maggio, inizio giugno. Dipenderà anche molto dall'apertura dei musei e dall'apertura dei ristoranti, insomma la città dovrà tornare ad essere vivibile prima che tornino i primi turisti. Saranno turisti italiani soprattutto e poi giungeranno turisti di prossimità, quindi svizzeri, austriaci, francesi del sud, insomma tutti coloro che possono arrivare velocemente in città. Si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Noi non trasformeremo gli alberghi in ospedali, noi non faremo sì che il turista quando viene in albergo si senta ospedalizzato, però indubbiamente creeremo delle condizioni certe di sicurezza, per cui abbiamo già stabilito un protocollo sanitario con i nostri tecnici dell'ufficio ambiente coordinati dal dottor Boemo, un'iniziativa che è stata ideata e supervisionata dalla dottoressa Lain, direttrice generale dell'Hotel Cassagredo, e che l'associazione farà propria, nel senso che verrà dato a tutti coloro che seguiranno il percorso sanitario, il protocollo sanitario fatto dall'Associazione Veneziana Albergatori, verrà dato un bollino di garanzia. Un lavoro certosino, condensato in 30 pagine e coordinato da Francesco Boemo, che si addentra in qualche dettaglio. Ad esempio di nuovi modelli comportamentali. L'accesso agli spazi condivisi, quindi agli spazi comuni, dovrà essere effettuato secondo un criterio di 4 persone ogni 10 metri quadri, mentre per l'utilizzo di alcuni supporti che normalmente vengono utilizzati da più persone, quindi telecomandi, controllo remoto per l'aria condizionata, abbiamo previsto delle procedure particolari di sanificazione. Si spera ad una estate da salvare, un'estate che possa essere più possibile turistica, il mondo alberghiero. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco.